un dato di fatto però che la questione migrazione sta mettendo a dura prova la tenuta della nostra regione, dal sistema sanitario a quello di accoglienza. Allora, io vado subito con i primi due ospiti, alla mia destra l'amico Giovanni Rampogna, il cittadino, ben ritrovato. Grazie e buonasera signor Direttore. Alla mia sinistra invece l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale Salve a FSP, tutti. Polizia di Stato, ben Grazie. ritrovato. Dunque, io farei cominciare prima Rampogna con un giudizio ovviamente su quanto stiamo assistendo in questi giorni, il caso non soltanto a Caserme vicino Veneto, ma la Cavarzerani, la situazione che potrebbe esplodere da un momento all'altro anche nei centri di altri centri negli AVE, nei centri di accoglienza un po' in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. C'è la proposta di militarizzare la regione, controllare i varchi d'ingresso. Allora, li dobbiamo accogliere o no questi migranti? Perché il vulnus, proprio la situazione è anche questo. Ma secondo me gli immigranti vanno accolti senz'altro, dato una situazione molto dignitosa, se possibile un lavoro, altrimenti un sostentamento economico importante, dignitoso, che eviti una questione di andare all'elemosina, alla carità o fare altro. Lo Stato, e mi riprendo lo Stato vero, quello italiano, deve fare assolutamente degli investimenti importanti che garantiscano una sopravvivenza dignitosa alle persone che entrano in Italia. Certo, gli abitanti non possono sostenere oltre una situazione del genere. Dobbiamo senz'altro creare una struttura capace di sostenere il governo. Con noi, mi permetto, abbiamo un dirigente sindacale del sindacato della polizia. Anche loro si devono impegnare a fare una politica di sostentamento alle persone. Non possiamo continuamente vedere per gli angoli della nostra città giovanotti alti 2 metri del peso massimo a chiedere l'elemosina. C'è qualche cosa che non funziona nella struttura comunale, regionale e statale, perché questi vanno messi a lavorare in qualsiasi modo, in tutte le regole, per garantire a loro una dignitosa vita, non Certo. chiedere elemosine e basta. Si fermi È un attimo. offensivo per loro e per noi. Si fermi un attimo, facciamo però una distinzione tra migranti e chi fa la questua o chiede l'elemosina, sono due perché cose diverse. sono due fenomeni che spesso non vanno a braccetto, anzi i migranti, più volte io e lei ci siamo scontrati su questo terreno, i migranti se realmente sono migranti entrano nei canali di protezione umanitaria, anche se Salvini con i decreti legge aveva abolito questa situazione, però comunque il sostentamento, a parte la Caritas, delle Onlus, delle Coop, li trovano. Chi fa la questua vuol dire che c'è qualche altro problema, ma al di là di questo invece, Raffaele e Padrone, lei che è stato citato, anche la polizia Sì. dovrebbe fare una sorta di azione di volontariato, di assistenza, ecco, Noi cerchiamo di... Io saluto l'amico Rampogna, giovane ex Rampogna, ex sindacalista. Le cose sono diversamente cambiate, forse Rampogna, il sindacalista, ti ricordo, porta dei numeri. Io porto dei numeri. Il ministro dell'Interno a luglio ha detto che solo il 15, il 20% di queste persone che entrano nel nostro territorio clandestinamente hanno veramente diritto a rimanere, il che significa che l'80% deve ritornare nei propri paesi. Questo è poco ma sicuro, perché se no rimangono a carico del paese che li identifica, o si stabilizzano o cercano di passare il nostro confine e andare in altri stati. In altri stati sai benissimo che c'è un controllo diverso dal nostro e li rimandano in Italia, anche perché il Dublino spiega e garantisce che chi identifica per primo queste persone poi se le deve curare e tenere, ed è per questo che io accuso sempre
tutta la rotta balcanica, perché partono dalla Grecia, certo, tutti partono i dalla paesi. Grecia, partono da Tunisia, arrivano dalla Croazia, Slovenia e entrano in Italia per una rotta che conoscono, come dicevo sempre, tutti. Allora, questo, la polizia non è la Caritas, il sostentamento lo otterranno e lo ottengono dalla Caritas e non certo dalla polizia. Ed è per questo che io dico al ministro Lamorgese che ben venga, che a luglio aveva detto così, ma aveva anche detto che non c'erano problemi, che l'emergenza della rotta balcanica non era un grosso problema, che non era un problema, non c'era l'emergenza. Fortunatamente qualche settimana fa si è accorta che è diversa la situazione. Allora ha pensato di portare in Friuli a Venezia Giulia 100 militari. Voi mi dovete spiegare cosa servono 100 militari in 54 chilometri di nostro confine, se poi il servizio che è stimato grazie ai militari che raccolgono queste persone e ce le portano in ufficio. Significa che non avendo autorità di polizia giudiziaria e competenza, i militari non servono a nulla se non c'è la polizia, caro Rampogna, perché gli atti di identificazione, gli atti di inserimento ai dati, gli atti per l'istruttoria, se controllare se hanno diritto a rimanere, e gli atti per rimandarli via, eventualmente ci fossero rimpatri, le fa la polizia. Quindi 100 uomini, benissimo, ma devono essere 100 uomini della Polizia di Stato. A dicembre, questa è la news, a dicembre il capo della polizia ha fatto dei movimenti straordinari, direttore, benissimo. Sai quante persone ha mandato in Trieste e a Gorizia, zona di confine? 14 e 5 a Gorizia. 8 arriveranno invece a Pordenone. Per noi, per Pordenone, visto che ogni mese, ogni anno se ne vanno 12, 15 persone, 8 persone non fanno uguagliare la matematica, però per noi fanno abbassare quantomeno l'asticella. Esatto. Certo. Quindi che queste persone devono entrare, assolutamente no. Ecco. Ma noi dobbiamo sviluppare il concetto che queste persone hanno diritto a una vita dignitosa, e se ragioniamo in questi ma l'ha termini, detto anche Conte, però. Ma l'ha detto anche Conte che non si entra, c'è Conte. Conte ha detto non si entra perché chi arriva... No, non si entra in questo modo, ha detto ci sono altri modi per entrare. Così, lei è un estimatore tra altre cose di questo governo, certo, quindi... Certo, sono stimatore veramente. Al dirigente... L'ha detto anche Mattarella, cioè lo stanno cominciando a dire tutte le forze politiche, le autorità, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. E così non si può più entrare, anche perché c'è un'emergenza in corso sanitaria. Ammesso non concesso che il 75% è italiano, il 15% dei positivi è migrante, ma così non si può più entrare, è insopportabile. E poi succede quello che è successo alla Cavarzerani. Allora, io faccio una domanda a una e una domanda all'altra, perché poi chi deve intervenire quando succedono quelle risse, quelle micce, sono loro. Ma è giusto quello che è successo? Cioè 2 mesi e mezzo noi in lockdown, chiusi dentro le nostre case, arrivano questi chiusi da qualche giorno, appiccano le fiamme. Succede questo dopo Rampogna. Ecco, cosa ne pensa di queste situazioni a proposito? Sono situazioni spiacevoli, ma al loro interno, nella comunità di una caserma, e dato che noi siamo abituati a vivere in caserma, perché io ho fatto anche il militare e quindi sono in regola con tutta la questione, quindi sappiamo, ci sono situazioni invivibili, di una promiscuità impossibile, che non è tollerabile per un essere umano dover camminare sopra gli altri, e noi dobbiamo evitare queste robe. Allora, signor padrone. E allora ridico quello che ho detto altre volte. Voi dovete impegnarvi, scusate, prego. Voi dovete impegnarvi maggiormente a tutelare la situazione La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Certo,
Ma stiamo scherzando oppure siamo su Scherzi a parte o te le corde nome stasera? No, non mi risponda così, perché No, non è il caso. No, non è il caso. Lei è stato un sindacalista, lei non può parlare in questa maniera, dai. Sono ancora... Ma veramente? Non litighiamo adesso. Non stiamo litigando, è un'opinione certo, che ha Rampogna, certo, chiaramente non corrisponde a quella dello sindacalista della Polizia di Stato, ma stiamo scherzando, la polizia non è sviluppo occupazionale, la polizia non è onlus. E se non fate questo siete alla sbarra. Alla sbarra? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire alla sbarra? Cioè, se non rivendicate lo sviluppo occupazionale, lo sviluppo professionale... La polizia dall'interno rivendica... Guardi che noi siamo servitori dello Stato, non schiavi, quindi tenga... vediamo un attimino l'interpretazione della sbarra che non mi piace tanto. Lei fa un'interpretazione del tutto gratuita e personale. Io rappresento 8.434 iscritti. Io i 500.000 perché sono della UIL. Non è che me lo doveva dire lei che era comunista. Cioè, ma non scendiamo nei particolari. Qua si sta adesso discutendo, è un terreno spinoso, quindi giustamente ho contrapposto il tutore dell'ordine. Lei sa che 14 colleghi durante il controllo di questi soggetti, visto che il direttore ha parlato dell'emergenza Covid, 14 colleghi sono in quarantena grazie ai nostri controlli che facciamo all'interno della Cavarzerani. Lei lo sapeva? Non lo sapevo. Benissimo, glielo dico io. E allora la politica, visto che lei, io faccio politica sindacale della Polizia di Stato e non mi è concesso fare politica diversamente da lei. Lei deve dire ai governatori politici, che siano di destra, sinistra, non mi interessano, che in Friuli Venezia Giulia serve un hotspot, cioè un posto dove queste persone vengano messe quando entrano, vogliono entrare in 5, entrano in 5. Se no, ognuno si porta a casa propria 5 persone, così lei ha detto che vuole che questa gente entri, vuole essere curata, se li porti a casa lei 5, no? Queste sono affermazioni che un dirigente dello Stato non legate a fare a un cittadino come me. No, lei è sindacalista. Lei è sindacalista. Lei è sindacalista, io sto parlando con un sindacalista. Ma mi viene a dire a me, portati a casa. Ma c'è perché? Per un sindacalista. Ma figurati. Allora, stemperiamo un attimo la situazione, qua ci si sta anche spostando su situazioni del passato, rimaniamo all'attualità adesso. Giustamente c'è lei che dice i migranti devono avere una tutela, ma dall'altra parte c'è la polizia che dice ci servono dei rinforzi, non ce la facciamo, e l'esercito non serve a nulla, perché se poi le mansioni sono opera carabinieri e polizia e quelle mancano, e torniamo, allora è meglio che i militari stiano a presidio delle caserme o a fare le missioni di strade sicure. Al confine non servono nulla. Riportiamo l'attenzione e il focus su questa cosa qua. Serve un hotspot dove mettere queste qual persone. È la soluzione? Allora, Padrone dice serve un hotspot o un hub, quello che è per cercare, e l'Europa ci deve dare una mano, non ci può lasciare soli l'Europa in affrontare questa emergenza, come invece stanno facendo, perché 209 miliardi, se poi ci troviamo la Tunisia, la Libia e tutta l'Africa subsahariana qua, non ce ne facciamo poco. Che proposta lei invece per risolvere la situazione? Rallentare l'introduzione dei cittadini stranieri nel nostro Stato. E come facciamo? Attraverso degli accordi convenzionali dimensionati che garantiscano questo, cioè ogni Stato limitrofo deve garantire un inserimento dei cittadini nell'Italia in condizioni idonee a vivere in Italia bene. Sì, benissimo. Quello lo possiamo fare con la Libia o con la Tunisia. Il ministro Lamorgese e Conte sono andati a parlare, ma con chi arriva invece dalla rotta balcanica e quindi non utilizza il barchino o i barconi? Qua io non ho la verità in testa. No, perché io non questo... ce l'ho la verità. Mi appello alle forze dell'ordine, alle forze della polizia, allo Stato. Il problema, Rampogna, è che queste persone
che partono, abbiamo detto, dalla Tunisia, dalla Grecia, passano, vanno in Croazia, Slovenia e arrivano per i boschi, camminano, di colpo si materializzano sulle strade. Lei gliel'ho detto prima, ci sono accordi internazionali di accordi che non sono stati rispettati. Su memorandum ancora del 2007. Bravo. E poi ci sono quell'accordo di Dublino che dice che chi lo trova se lo deve mantenere. Lei mi deve dire cosa facciamo di 100 militari se di colpo queste persone entrano in Italia al confine uscendo dal bosco. Intanto, innanzitutto, diciamo che il bosco è l'ultima spiaggia di queste Ma secondo persone. lei, Scusate, non voglio sostituirmi al direttore, ma secondo lei dalla Slovenia, dalla Croazia, sì, polizia croata, polizia slovena, nessuno li vede? E sì che prendono l'autobus perché Appunto. noi li troviamo coi biglietti dell'autobus. esatto. Nessuno li vede. Bisogna stipulare degli accordi. Che ci sono? Che farli rispettare. Ah, ecco. Ecco, noi quando firmavamo un contratto di lavoro, dopo ci impegnavamo a farlo rispettare. Certo, Ecco. come ho fatto io giuramento allo Stato, giustamente Ecco. gli accordi sono questi, ma non vengono mantenuti. Non vengono- A me mi cacciano, Sì. allora li teniamo. No. Bello così. Bisognerebbe dare un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Non si può avere Esatto. ovviamente la botte piena Esatto. e la moglie, no? Ubriaca. no? Perché Si qua in dice. tutto questo sistema, visto che lei ha fatto ha fatto l'esempio della moglie, Ah, sì, sì. io dico, stanno facendo tanto fumo e niente arrosto. Niente arrosto. Bene, le due parti non si sono messe d'accordo, ma giustamente io non sono Certo, un giudice. Poi, io... tra l'altro, io Certo. riconosco il lavoro che svolgono loro. Ma vabbè, ma ci Ma mancherebbe, loro ci attività. mancherebbe. Però è Perché giusto. li abbiamo conosciuti tutti. Certo. Le dicevo prima a telecamera. Che lei è stato terribile, è stato terribile. Sì. Ha preso manganellate. Certo. Adesso, Ma in fronte, adesso però, arresteremo in il fronte, poliziotto che le dà la manganellata. Però in Vabbè. fronte, Ecco. signor Padrone, in fronte. Dai. Ci sta anche la diatriba La dia- e la querelle politica, Sì, ma giustamente è no. giusto che sia così. Poi appena usciti dal... Sì, ah sì, beh. scusi, 20 secondi al volo, domani 6 agosto, torniamo indietro di tanti anni, 1945, si conclude di fatto, è quasi il finale della Seconda Guerra Mondiale, Hiroshima e Nagasaki, Certo. non si dimentica, la storia non va cancellata, no? signora. Noi c'eravamo, avevo 10 anni, 45, 6 agosto 45, 9 agosto 45. Gli americani nella loro strategia di guerra, per porre fine alla guerra stessa, Seconda Guerra Mondiale, avrebbero l'idea di lanciare 2 bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima, provocando centinaia di migliaia di morti di cittadini. Non è stata una scelta felice. Dedichiamo un pensiero, un rispettoso e doveroso pensiero ai cittadini giapponesi caduti ingiustamente. Grazie, un abbraccio allora a tutti, ovviamente a chi purtroppo ha avuto le sofferenze, le conseguenze che ancora ci sono. È il vecchio. No, vabbè, ma la prossima volta metto Rampogna a condurre il telegiornale, ho già capito. Rampogna, o è vecchio o è giovane, deciditi Rampogna. Ma è il bello ovviamente Siamo- della diretta. No, io volevo ringraziare Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, e ringrazio anche Giovanni Rampogna che ci saluta come? Vecchio, alza la testa che il potere te la rompe. Oh, bravo Rampogna. Viva Dio, grazie allora Giovanni Rampogna e Raffaele Padrone, ci vedremo nei prossimi appuntamenti, parliamo di nuovi contagi di coronavirus in Veneto, numeri che salgono anche grazie ai numerosi tamponi disposti, nessun decesso e più di 4.000 persone in isolamento.